Buongiorno Alexa. Buongiorno. Oggi sono impegnato, devo andare insieme in televisione. Però prima mi prendo un caffè. Bravo, ottima scelta. Che poi il caffè, l'espresso, è buonissimo. E che cosa ti ha detto? Ma chi? Il caffè. Il caffè e l'espresso. Mica parlo con caffè. Quindi parli col caffè. Sì, io parlo col caffè. Ciao caffè, che cosa fai oggi di bello? Niente. Vedi che non esiste più questa cosa. La finire, la devi smettere. Tu la di insultare i cristiani, mascoli, femmine, la finire. Ne hai una sott'occhio ora. Qui? Mamma mia, Nancy, una bomba. Nancy? Nancy, una bomba. Beh, vai, manica la insultare, vai, ti dichiari, ci fai una bella cosa. Qua ci canto una canzone. No, tu non a cantare, come te devi dire che ogni volta mi fa smuovere i nervi tua mia. Ya, fine del mondo. Qui? Nancy. Ma passa la canzone, senti, facciamo una cosa, io ti lascio sul live telefono, allora mandici un bello messaggio, io ti stai aspettando da banna così poi cominciamo. Ci mando solo un messaggio ci canto? No, ci mandare il messaggio. Messaggio? Io mi ne sento. Finiste? Tu mi stai vedendo? Ci mando. Allora dica lì. Ah, quale messaggio? Ora ci canto una bella canzone. Io sogno sposato, non mi dico niente, ma faccio con tutte, ma faccio con Nancy, non tali unenti, sogno un vivo espansivo, e non mi interessa se sia attivo o passivo, mi bacio con Nancy, mi bacio con tutti, ma faccio che piange, ma faccio che tutti, e ma dire tu senza attenzioni, da come chiuso, da ci faccio iniezioni. Meno male che mi stai a dire carichi da attivata da rita, che da scudo, disgraziato. Pagnizione. No, mi si dia perché sì, sempre per i con tutti. A me un gel in mano tu metti un gel in mano. Dimmi una cosa. A parte tutto questa Nancy com'è, una bella carusa? Un femminone. Ci puoi andare. Oh, vedi che mia moglie non lo sa. E che faccio con moglio? Perché mi pigliasti con un caffè? Ciao Nancy! Ehi Joe! Uè, Ste, come fila? Tutto bene? Tac! Oh Joe, ma che hai mangiato polenta scaduta e t'ha fatto male? Ma perché parli così? No, sono arrivato a Milano e subito mi è venuta la parlata milanese. E se entri in un'agenzia funebre che fai? Muori? E se vedi un rotolo di carta igienica? Ste, ho una sensazione strana. Io da quando sono arrivato a Milano mi sento un altro, più civile. Qui tutti fanno la fila. Dai Joe, io ci sono stato a Milano, non è sempre così. Perché? Joe, ero al supermercato, c'era la fila, è arrivato uno e si è infilato. Ho detto scusa, ma non lo vedi che c'è una fila? E lui che ti ha detto? Mi fa, oh così, io non sono milanese. Ecco, il solito siciliano che non rispetta il turno. E com'è finita? L'ho guardato e gli ho detto così, le cose sono due, o ti metti in fila o chiamo il direttore del supermercato. E lui? Mi fa così, sono io il direttore del supermercato. C'è così, allora fammi passare. Ste, ma vuoi mettere l'educazione che c'è qui? Non urla nessuno, tutti parlano a bassa voce. Lo so Joe, io pure me ne sono accorto. Entri in banca a Palermo e c'è una confusione terribile. Sono stata a Milano, davanti a me c'era un signore che parlava con la cassiera, ma così piano, di un'educazione che non ti posso dire, Giovanni. E che gli ha detto alla cassiera? Gli ha detto, signora, questa è una rapina, metta tutti i soldi qua dentro e nessuno si farà male. Niente, Joe, educatissimo. Ste, ma poi non sono per niente invadenti, sono discreti. Qui nessuno si fa i fatti tuoi. Vero è Joe, me ne sono accorto pure io. Ero a Milano, stavo andando a Bergamo, sono rimasto a piedi con la macchina. Oh, non si è fermato nessuno. Pensa che educazione, per rispetto della privacy, passavano, guardavano e si giravano la faccia dall'altro lato. Non c'è paragone, a Palermo questa cosa non sarebbe successa mai. Ste, a Milano nessuno perde tempo, al bar le persone velocemente prendono il caffè e vanno via. Esatto, non come a Palermo che per un caffè si perde mezza giornata per capire chi deve pagare. Pago io, no, pago io, no, non ti sediare, pago io. Oh, discorsi infiniti per un caffè. No, a Milano nessuno
dice una parola in più. E lo so, a me lo dici. Ero al bar in Piazza Duomo con un paio di amici milanesi, ho detto pago io. Oh, nessuno ha detto niente. Ma poi al nord nessuno ti bussa a casa e soprattutto non si fanno questi pranzi infiniti. Qui è importante tenersi in forma. Esatto, Gio, no come a Palermo, che ogni 5 minuti ti bussa il passante, l'amico, il vicino, hai un pacco di pasta, ti è rimasto un limone, ti dispiace un po' di sale. Non esiste. Io a Palermo, nel mio condominio, con questo metodo, sono stato 2 settimane senza fare la spesa. E quando sei stato a Milano? Ho perso 6 kg. Questo sì che è tenersi in forma. Un'altra cosa bella è che qui le cose vengono dette con più sfumature, no come da noi, troppo dirette, troppo sincere. E se devi dire un ciscassare i cabasisi, come dici? Non ci rompere le sfere. E corna lo dici? No, troppo sincero. Meglio dire protuberanze. Gio, te la posso dire una cosa? Cosa? Ma va rompiti di protuberanze. Ste, il nord è più civile e appena metti piede qui ti trasformi, diventi un signore. Gio, lo vuoi capire? Tutto il mondo è paese, non è che è Milano che ti rende civile. Pure qua in Sicilia potresti essere una persona civilissima. Invece quante volte per strada butti la cicca di sigaretta, sputi dal finestrino o guidi a pene di quadrupede? Ti senti educato? E per questo sono venuto a Milano. Vieni pure tu. Gio, io sono un romanticone della sincerità e stando a Palermo le parolacce le dico, ma se vengo a Milano come faccio a mandarti a fanculo? No, non me la sento, anche perché noi parliamo al contrario, non verrei capito. Qui se dice uno che è un cornutazzo, gli stai dicendo che è furbo, gli stai facendo un complimento. La pasta al forno quando è buona, dici ma è bastasa questa pasta al forno. Viceversa, se devi dire a uno che è una cosa inutile da buttare nel primo contenitore, gli dici così, il numero 1 sei. E quindi mi sono confuso. Io secondo te sarei educato o vastaso? Chi tu? Gio, educatissimo. Il numero 1 sei. Secondo uno studio, ricercatori hanno capito che la donna e l'uomo sono uguali al 97,8%, perché entrambi hanno le stesse qualità fisiologiche, fisiche, hanno 2 braccia, 2 gambe, 2 occhi, un naso, ma anche le necessità sono uguali al 97,8%. Devono mangiare, devono dormire, vogliono fare sesso. Siamo uguali al 97,8%. Ma poi c'è questo 2,2% di differenza che risiede in un'unica cosa, che le donne fanno pipì sedute e i maschi la fanno in piedi. Mia moglie è riuscita ad azzerare questa differenza con mia sul 2%, me l'ha tolto e mi ha imposto di fare la pipì seduto. Vinci Ida, do 2%, su mancio Ida, me la so così. Non lo so, mi si dia. Ma io la posso fare sta vita? C'hai a dire che accattare un po' di fritti per i muschi! Che hai su farello? Che c'è? No, stasera c'è un'eclissi parziale di luna! E poi è chissà? Lella non è una persona, è un fenomeno ottico che è visibile dalla Terra, capito? No, conosco, non l'hai visto mai! Lella, tu ce l'hai presente la luna, il sole? Vabbè, comunque, ce l'hai un telescopio? Sì, cavolo, era Galileo Galilei! Che ci sei a fare qui? Qua, cos'hai questo coso? Procuralo. Andiamo a un capo a ammazzare i moschetti! E se non te ne vai, che ce n'è una! No, poi sta già a capo. Che ne sai? Che schifo! Oh, c'è che dirla! Ma di che ti vestisti? Lella, io sono principessa Leila. Fina carura e fortuna! Ma oh, tallo Ricci, ti chiamate i cristiani quando non si vede. Avanti, cammina. Se andiamo a cattare una bacchetta nuova. Non ce ne so per cattare bacchette, non facevo capricci. Ah, sempre 3 Casa è l'ultima. 2 amici si affrontano. È vero che hai dormito tutta la notte con mia moglie? Io, te lo giuro, non ho dormito con tua moglie. Non mi ha fatto chiudere occhio tutta la notte. Casa è l'ultima.
Avanti, Lella, mi cura così, non ti posso dare aiuto. A posto, Toffolo, dai a posto. fare i complimenti. Sì, più ordinato di tutti. Grazie. No, come cettoni, capilassero tutto cosa all'aria. E così chi? Non si dice. Ah, ma a me mi può dire, lo sai che io so mantenere segreto. Si dice peccato e no peccato. Ma ti dico che ti può fare? S'abbuzza tutto. Che fa s'abbuzzato? Ogni mattina si leva i camisi e miscia via. Cammarini. Te l'hai detto già un sacco di volte, la prima volta, la seconda volta. Ora mi si dice, io sai che faccio stamattina? I ricordi tutti pare e ci inficco un sacco da spazzatura. E che ci etti, che mi E che mi interessa, io perché non si bessa. Però non ci dire niente. Ma che fai, stai scherzando? Io Io non parlo con nulla. Posso stare tranquilla? Puoi andare Avanti. tranquilla. Mi stai Stai attento a Causcolone. Avanti, a lei. Ciao, Toffolo. Io avevo ragione. Se la stai per ripetere. Oh, Sappo. Ciao. Chi è? Vai. Chi è? Mi posso cattare una camicia di nonno, che ne c'ho? E ti non parte cassariato. Oh, come mai ne trovi? Ne c'ho, chissà, ci lascio un camerino e ne c'ho io. Vuoi sapere un esito che mi sei? Lo sai? La villella, io ti andavo munizza tutti i mattini perché tu ce l'hai camerini. Ma come da munizza? Che ora so? Lo tengo atto. Pensi che ci arrivo? Unni. Da munizza, ci calmi, prima che passo che si porta. Giusto, sono RP mia, io che mi se ne sappavo.